Presidente, lei è sceso in campo per candidarsi nuovamente alla guida della Regione Sardegna. Lei ha sempre detto che inizialmente ha avviato un percorso all'interno dello schieramento del centro-sinistra, e poi alla fine, rendendosi conto che non c'erano possibilità di sviluppare un progetto politico di un certo tipo con una consultazione primaria, ha deciso, accettando questa situazione, di aprire questo suo progetto politico. Ieri è uscito un comunicato stampa da parte del centro-sinistra, un comunicato congiunto in cui nuovamente c'è forse un tentativo di apertura. Lei come vede questo tentativo di apertura? Massimo Zedda, che fa parte della coalizione dei partiti che fanno parte del suo progetto, si è detto disponibile a un'apertura. Come pensa di cercare di impostare un dialogo con le forze politiche del campo largo, e come crede che si svilupperà questo confronto politico? Intanto grazie per darmi la possibilità di scambiare qualche parola con voi, insomma, di fare questo confronto. Ma io è da diversi mesi che ho ripreso a impegnarmi direttamente in politica, perché ero totalmente scontento del modo con cui il centro-sinistra, che è il campo, l'area in cui ho sempre fatto politica, ero scontento nel modo con cui si stava approcciando alle elezioni. La Sardegna sta vivendo un momento di enorme difficoltà, lo vediamo nei servizi sempre più scadenti, lo vediamo in una totale assenza della regione in molte delle cose che segnano la vita di tutti i giorni, e quindi credevo e credo che ci voglia una risposta importante, una risposta forte a questa situazione. Credo che la politica non abbia solamente il compito di dire cambiamo il governo della regione perché questo non ci va bene. Credo che sia importantissimo dire perché lo voglio cambiare, cosa è che non mi va bene, ma soprattutto cosa è che vorrei invece fare, qual è la mia idea per risolvere i problemi di oggi, le emergenze, le difficoltà del momento, ma ancora altrettanto importante, qual è il futuro che ho in mente, qual è il mio orizzonte di lungo periodo. E credo anche che la Sardegna in questo momento particolare, un momento che viene dopo una grande epidemia, un dibattito, uno spavento direi quasi globale, un dibattito che si è rafforzato sulla fragilità della nostra condizione, la fragilità della natura, la fragilità della salute, la fragilità del vivere. La maggiore attenzione che si pone oggi ai temi come l'ambiente, la tutela della natura, del paesaggio, la transizione verde, come la chiama l'Europa, la transizione energetica, l'attenzione nuova che soprattutto i giovani giustamente mettono, e anch'io ho cercato sempre di mettere sul valore dell'istruzione, sul valore del sapere, di un'economia che nasce dalla conoscenza, dalle competenze. Tutti questi temi sembrano disegnati apposta per offrire un progetto di lungo periodo alla nostra regione. Sembrano disegnati apposta per trasformare la nostra regione e portarla in un futuro totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto finora. Quindi credevo e credo che la società sarda avrebbe meritato un dibattito ben più ampio, ben più approfondito, diffuso nelle università, diffuso nei luoghi, in ogni paese, in ogni luogo della Sardegna, un dibattito pubblico ampio che fosse capace di mobilitare attenzione, coscienza, intelligenza, tante voci. Il centro-sinistra ha preferito chiudersi in una stanza, incontrarsi una volta ogni tanto, chiudersi in una stanza e fare finta di parlare di
modalità, di metodo, di alchimia. Riguardo a questo, è stato detto, Alessandro Todde, che l'ha spiegato più volte, è stato raccontato il fatto che nel momento in cui i partiti sono seduti al tavolo è stato definito un modus operandi e si è scelto sin dall'inizio di non fare le primarie. Lei riguardo a questo come... Sì, dicevo proprio questo. Si è fatto finta di discutere, Mhm. ma in realtà si è cercato di nascondere una decisione che era stata già presa, e non era stata presa né in Sardegna né a Cagliari, era stata presa a Roma tra due persone, le segreterie del PD, le segreterie dei 5 Stelle, ed era la decisione era proprio quella di candidare alla presidenza della Regione Sardegna un candidato dei 5 Stelle, e nello specifico la candidata che poi si è scelto di candidare, ed era già scelto. Forse sarebbe stato più onesto dirlo da subito, proporlo da subito, e non avremmo perso, o non si sarebbero persi dei mesi a far finta di discutere. È naturalmente una candidatura che non risponde alle esigenze della Sardegna, non nasce da un dibattito, come ho detto, non nasce da una visione, un'idea di futuro, nasce semplicemente dalla necessità di equilibri nazionali. Io do una cosa a te, tu ne dai una cosa a me, così magari a livello nazionale andiamo tutti d'accordo e magari ci saranno chissà quali scenari futuri nazionali, ma a noi questo ci interessa fino a un certo punto. Credo che noi in Sardegna dobbiamo essere interessati a quale futuro per la nostra regione. Ecco, davanti a questa debolezza del dibattito, davanti a questo nascondere la verità delle cose, davanti alla pochezza delle proposte in campo, ho ritenuto utile tornare a parlare in giro, provare ad animare il dibattito, girare tanti paesi della Sardegna. Inizialmente pensavo che questo avrebbe potuto dare una scossa al centro-sinistra sardo e che la ragionevolezza avrebbe potuto prevalere e quindi si sarebbe potuto decidere di fare le primarie. Vedo che la ragionevolezza invece non ha prevalso, si sono messi al centro racconti burocratici, si è riunita la direzione, si è riunito questo, si è riunito quest'altro, Ecco, in mezzo a tutto questo... si è preferito non dare voce ai cittadini. Davanti a tutto questo, come può trovare una sintesi? Cioè, si può trovare ancora una sintesi? Io francamente ho smesso di essere fiducioso, naturalmente rimango sempre aperto se ci fossero proposte, ma proprio ieri lo citava poc'anzi, proprio ieri, proprio come di ultima possibilità di dialogo, abbiamo, insieme a Massimo Zedda, insieme agli altri partiti della coalizione, abbiamo fatto una nota in cui dicevamo bene, un ultimo momento di chiarimento, così prima che ognuno prosegua per la propria strada, perché ormai il tempo è arrivato, insomma, di rivolgersi soprattutto all'elettorato, all'esterno, e non a queste chiacchiere infinite. Certo. Abbiamo chiesto, siete interessati ad un incontro tra due coalizioni dove rimettiamo in campo tutto, però... Quando rimettiamo in campo tutto, lei intende che lei sarebbe disponibile un passo indietro nel caso in cui lo facesse anche la candidata da De Capolardo? Per un nome congiunto che cerchi di fare sintesi tra queste anime? No, io ero e sono disponibile a un confronto pubblico, a chiedere, a rivolgermi a una vasta platea degli elettori del centro-sinistra. Ma lei qualcuno le chiama primarie, qualcuno le chiama confronto democratico. Lei a chi l'accusa di voler far vincere il centrodestra cosa risponde? Cioè, cosa ne pensa di questo? Perché non sono pochi, sono tanti. Io penso che sia veramente sbagliata questa accusa. Io mi sono presentato in questa tornata elettorale esattamente per non far vincere il centrodestra, perché ho certezza che la candidatura
di un centrosinistra sempre più ristretto, altro che un campo largo, come ho detto già, un campo strettissimo, un vincolo stretto, che parla ad una fetta sempre più stretta degli elettori, che si rivolge agli elettori con una candidatura che è sotto gli occhi di tutti, è nata fuori e per motivi slegati all'interesse della Sardegna. Beh, sono certo che quella candidatura andrebbe a perdere, ma non è una profezia difficile, è quello che è accaduto qualche mese fa, per esempio, in un'altra regione, nel Molise. Nel Molise c'era una ottima candidata, una donna in questo caso, con una importantissima posizione anche a livello nazionale nelle organizzazioni dei comuni italiani. Un'ottima candidata, quindi. Ha chiesto insistentemente le primarie, le ha chieste per mesi e alla fine non gliele hanno date e il Movimento 5 Stelle, con il PD compiacente, ha imposto come candidato il sindaco di Campobasso. Il sindaco di la candidata che chiedeva le primarie non ha nemmeno spaccato il fronte, si è candidata col PD, si è candidata col PD e quindi si sono presentati tutti insieme. Il risultato è che il candidato PD 5 Stelle ha preso il 35% e ha vinto la destra col 63%. Quindi altro che stare insieme fa vincere, stare insieme con un candidato dei 5 Stelle alle regionali fa perdere malamente. Io non voglio riconsegnare la regione Sardegna al centrodestra. E lei pensa, due domande, una, perché per lei le primarie sono così tanto importanti e secondo lei perché, se ci può spiegare meglio, i candidati dei 5 Stelle non sono competitivi? Beh, intanto perché la storia dei 5 Stelle è una storia di populismo, di governo con la destra, poi con la sinistra, poi di qualche passo assieme, poi di rottura. Insomma, la loro storia, ognuno può considerarla come vuole, ma certamente è una storia diametralmente opposta a quella del PD. Lei si fida dei 5 Stelle? Come? Lei si fida dei 5 Stelle? Niente affatto. Li sto vedendo anche nella violenza con cui stanno iniziando questa campagna elettorale. I modi sono sempre gli stessi, molti di loro sono gli stessi, con le loro stesse modalità, gli stessi pregiudizi, le stesse idee strane. Perché quindi dicevo che una candidatura PD 5 Stelle non va molto lontano? Perché almeno la metà degli elettori dei 5 Stelle non si fidano del PD e non voteranno per una coalizione PD e 5 Stelle. E c'è almeno una metà del PD, forse di più, che non si fida dei 5 Stelle e non voterà per un candidato presidente 5 Stelle. Non sono voti che si sommano, ma sono voti che si respingono l'un con l'altro. Presidente, le faccio un'ultima domanda su questo tema, poi andiamo un pochino sul concreto, andiamo un pochino sulla visione che a lei della Sardegna. Lei pensa che il Partito Democratico abbia abdicato al suo ruolo di formazione della classe dirigente che può andare a governare? In totale evidenza. Abdica in Molise, abdica in Sardegna, sta abdicando a Firenze, un'altra città importante, sta abdicando con molta probabilità in Basilicata. Mi sembra più che una strategia politica, mi sembra un suicidio politico, non so per quale motivo. Senta, lei ha accennato, andiamo un po' a parlare di quelli che sono i temi veri che poi andiamo a affrontare in campagna elettorale e su cui si basa il futuro della Sardegna. Lei ha parlato di sostenibilità ambientale, ha detto di ambiente. Ecco, la Sardegna è un territorio che ha subito nel corso degli anni innumerevoli problematiche dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche di rischio idrogeologico, è un territorio molto fragile. Ecco, nella tutela del territorio, lei quali pensa che possano essere le tre principali vie su cui si deve basare il rinascimento ambientale in Sardegna? Ma sai, l'ambiente è un tema piuttosto vasto. Come sai, io ho avuto un'esperienza di presidente della regione e pensavo che sarebbe finita lì. Ma all'epoca avviai un percorso che piuttosto nuovo.
all'epoca, nel 2004, era recentissima la cosiddetta Carta di Lisbona, e cioè l'avvio delle politiche europee legate alla conoscenza, all'ambiente e all'inclusione sociale, così si diceva allora. Il tema ambientale iniziava già a essere importante, a essere messo sotto attenzione in quel periodo. Lo dico per i più giovani, in quel periodo lì è stato approvato il piano paesaggistico regionale. È stato il primo piano paesaggistico regionale italiano, ancora uno dei pochissimi aperti, probabilmente il più lungimirante, il più citato, ha vinto dei premi, e tanti di voi oggi possono ancora vedere tanti posti intonsi delle coste sarde, è grazie a quel piano che ha bloccato un saccheggio delle coste sarde. È grazie a quel piano anche se potete andare a visitare Tuvigeddu e non vederlo trasformato in un altro quartiere cagliaritano. Cosa fare? Rimane da terminare il piano paesaggistico delle zone interne, è proprio per cercare di salvaguardare i principi anche di tutela, di salvaguardia ambientale nella pianificazione paesaggistica delle zone interne, che io mi dimisi qualche mese prima, perché diciamo che c'era un ripensamento anche della maggioranza nelle politiche di tutela paesaggistica. Ma nello stesso, per parlare ancora di piano paesaggistico, il piano paesaggistico si attua attraverso i piani urbanistici comunali. Oggi la legge urbanistica della Sardegna è ferma al 1989. Quindi sono passati quanti? 35 anni, e soprattutto è cambiato il mondo, è cambiato il modo di intendere il governo del territorio, di intendere il paesaggio, e quindi vanno fatti i piani urbanistici comunali e omogenei, adeguati, come si dice, al PPR. C'è bisogno quindi di un'intesa maggiore tra comuni e regioni? Bisogna approvare la nuova legge urbanistica, e siccome è un tema delicato che tocca molti interessi, andrà approvata nei primissimi mesi, altrimenti si rischia di non approvarla più. Non è stata approvata in questi ultimi 5 anni, non è stata approvata nemmeno nella legislatura precedente e nemmeno nella legislatura ancora precedente di destra, di Cappellacci, che diceva che avrebbe cancellato il piano paesaggistico regionale. In realtà il piano paesaggistico regionale è un patrimonio di questa isola, un patrimonio di regole e di tutela importanti, ha resistito a qualche centinaio di ricorsi al TAR, ha resistito a molti ricorsi al Consiglio di Stato, è stato oggetto anche di alcuni pronunciamenti dalla Corte Costituzionale, ha fatto giurisprudenza, è un pezzo proprio dei principi giuridici fondamentali italiani. Sempre in materia ambientale, quindi ultimare il PPR nelle zone interne, fare la legge urbanistica, aggiornare il piano d'assetto idrogeologico. Abbiamo visto che i cambiamenti climatici portano a delle condizioni atmosferiche anche più estreme rispetto ad una volta. Il primo piano d'assetto idrogeologico in Sardegna è stato approvato esattamente nello stesso periodo in cui è stato approvato il PPR. Venivamo da dei disastri importanti, forse qualcuno di voi ricorda Capoterra, sì. Qualcun altro ricorderà la grande Strisaili, più recentemente abbiamo avuto Olbia, abbiamo avuto l'Oristanese, poi Bitti qualche tempo fa. Questo clima così estremo, o comunque con degli episodi così estremi, ha reso ulteriormente fragile la nostra regione. Quindi quello che sembrava severo, il piano d'assetto idrogeologico, quello che sembrava quasi una fissazione ambientalistica, allora si diceva, oggi è una necessità che serve a mettere in salvo la vita degli esseri umani, degli uomini e delle donne innanzitutto. Quindi è fermo al 2006-2007, va visto, va aggiornato, va curato in continuazione. Dell'ambiente fanno parte temi importantissimi come la tutela della risorsa idrica, quindi la manutenzione del sistema idrico integrato. All'epoca facemmo
ancora una volta primi in Italia, una riforma che ha riguardato l'applicazione di una legge nazionale, Galli, e abbiamo disegnato il sistema idrico integrato come un unico bacino in Sardegna, dal nord al sud, zone del centrali, zone costiere, e messo insieme tutto il patrimonio dei bacini idrici della Sardegna. Tutte le dighe appartengono alla regione, sono gestite dalla regione e vengono messe a fattor comune secondo gli interessi innanzitutto degli usi civili, poi degli usi agricoli e infine degli usi industriali, ma di tutta la Sardegna. Non è che l'acqua di una zona deve necessariamente rimanere in una zona o viceversa, ci si aiuta tutti a vicenda. Quindi qualcuno dice ma Abbanoa fa parte di un sistema complesso che ha detto, sistema articolato direi, quella delle dighe, del trasporto, della distribuzione locale per gli usi civili che è Abbanoa, e i consorzi di bonifica che la distribuiscono in agricoltura e i consorzi industriali che la distribuiscono nelle imprese. Se Abbanoa può funzionare meglio, certamente può funzionare meglio, ma non è colpa della riforma, casomai il sistema dei comuni, che sono i padroni, chiamiamo, di Abbanoa, insieme anche alla regione, devono garantire un consiglio di amministrazione migliore, una managerialità migliore, ma ormai su Abbanoa ci sono molti pregiudizi. Certamente funziona molto meglio e in maniera più efficiente della somma di decine e decine di gestioni comunali che c'erano nel passato. Volevo passare a un tema. Da poco è uscita una notizia che si sta pensando di strutturare in maniera migliore la linea ferroviaria che collega Nuoro alla zona del Macomer e del Marghine. Negli ultimi giorni ci sono stati anche numerose notizie di maggiori investimenti nel campo del trasporto pubblico e regionale. Ecco, la Sardegna ha un grande problema di infrastruttura, un grande problema di trasporti. Lei pensa di intervenire in qualche modo? Quali sono le proposte? Sì, e se certo. la Sardegna può avere finalmente anche un trasporto su ferro di un certo tipo? Certo. Prima parlavamo di ambiente. Ci tengo a dirvi che sempre nel tema di tutela ambientale, di politiche verdi, c'è innanzitutto il sistema di gestione integrata dei rifiuti che va salvaguardato, il monitoraggio, l'attenzione sulla qualità dell'aria, insomma i temi sono diversi. Uno dei temi è anche quello del trasporto, e cioè cercare di investire sul trasporto pubblico locale, sul trasporto pubblico interurbano, sia su gomma che su ferro, e cercare di tenere quanto più possibile auto a casa. Lo vediamo anche nella vita delle nostre città. Le nostre città sono arrivate fino ad oggi, sembravano disegnate per le automobili. Il pedone, gli esseri umani erano quasi un fastidio per il traffico. Iniziamo a vedere a Cagliari quanto sia diverso invece vedere la città ad uso dei pedoni, pensata per i pedoni, con la crescita delle aree pedonali e con un trasporto pubblico locale che, bisogna dirlo, a Cagliari funziona bene e funzionerebbe meglio se fosse stata già sviluppata la rete di metropolitane leggere, e che comunque adesso finalmente stiamo vedendo il lavoro, stiamo vedendo al lavoro, insomma, e sono in progettazione anche le linee verso il Poetto, verso Elmas, Quartu, Elmas e così via. Ora, tornando al trasporto su rete ferroviaria, è chiaro che la Sardegna è indietro rispetto ad altre regioni, anche perché è un'isola e quindi è fuori dalla rete nazionale, e si sa che una delle regole di qualunque attività in rete, più la rete è grande, più si sviluppa. Se sei isolato, la rete tende a rimanere piccola.
questo vale in qualunque campo, compreso quello delle telecomunicazioni o anche quello dei servizi digitali e così Lei ne via. sa qualcosa? Come? Lei ne sa Sì, qualcosa? sì. Ma anche voi ne sapete qualcosa sui servizi digitali. Più un'applicazione si distribuisce, più viene utilizzata e più uccide quelle che non riescono più a nascere. Quindi sì, io quando ero presidente della regione ho fatto un viaggio sperimentale tra Cagliari e Sassari e lo facevo in 2 ore e 10 minuti, con un treno che facciamo arrivare per fare proprio un collaudo, lo facciamo arrivare in collaborazione con la rete ferroviaria italiana, era un treno pendolino, basculante e soprattutto era un treno che aveva una cilindrata diesel, ma una cilindrata molto maggiore dei treni attuali. E come sempre succede, così come un'automobile con una cilindrata maggiore va più veloce in salita, lo stesso vale per i treni. I nostri treni sono così lenti, soprattutto non sono lenti sulla tratta Cagliari-Oristano, sono lenti dopo Oristano, perché ci sono lentissimi, perché c'è delle grosse tratte in salita e lì il treno si ferma. Quindi quel treno lì riusciva ad arrivare in 2 ore e 10 minuti, a parità di infrastruttura ferroviaria. Oggi purtroppo ne sono stati acquistati dei nuovi, ma sono stati comprati diversi per delle inefficienze dei bandi di gara e ancora oggi ci impieghiamo 3 ore nel migliore dei casi. Ma è ora quindi finalmente ci sono le risorse e la possibilità di fare nuovi investimenti nelle infrastrutture. Il PNRR ha già messo a disposizione della RFI, della rete ferroviaria italiana, oltre 600 milioni di euro per fare alcune opere particolarmente importanti. Quindi io credo che in un futuro non troppo lontano ci abitueremo a immaginare una geografia diversa per la Sardegna, Cagliari e Sassari più vicine, ugualmente lo stesso vale per Nuoro e lo stesso vale per l'aeroporto di Olbia e per la città di Olbia, quindi una città-regione diciamo molto, molto più connessa, molto più compatta. E riguardo alla compattezza della regione, apriamo un altro tema, ossia il tema della sanità. Sono ormai all'ordine del giorno notizie di sardi che devono prendere l'aereo e andare fuori per potersi curare. Lei crede che sia necessaria una riforma della sanità in Sardegna? Pensa che sia necessario metterci mano? E soprattutto se crede che in Sardegna sia necessario strutturare in modo diverso il modo in cui si intende la cura delle persone sia dalla prima assistenza. No, io ho detto fin da subito che non ci sono da fare altre riforme. Poi mi fa piacere sentire che anche altri ripetono questo principio, perché non ci sono da fare altre riforme, perché negli ultimi anni ne abbiamo fatte troppe. Ogni amministrazione ha fatto la sua e quindi non c'è stato il tempo poi per metterle in pratica, e se tu avvii un percorso e subito lo interrompi e ne avvii un altro e subito lo interrompi e ne avvii un altro ancora, sicuramente non arrivi da nessuna parte. Per questo anche il sistema sanitario è impazzito, in un marasma di sigle, in un marasma di modalità di cui tutti oggi ci perdiamo e facciamo confusione. Quindi la riforma più importante oggi è far funzionare il sistema attuale, metterlo in pratica. Poi potranno essere anche miglioramenti, ma lasciamoli a un secondo e un terzo momento. Ora la responsabilità ci dice che bisogna tornare a mettere al centro le necessità dei malati dove si trovano in prossimità, vicino a casa loro, senza farli viaggiare inutilmente né per la Sardegna e tantomeno dalla Sardegna fuori. Mettere al centro i malati e mettere al centro il personale del sistema sanitario regionale, i medici, gli infermieri, le professioni infermieristiche, gli OS e così via, perché è vero che gli ospedali sono importanti, che le infrastrutture fisiche sono importanti, ma l'infrastruttura più importante è quella degli uomini e delle donne che lavorano in sanità e anche loro si sono persi in questi anni in un sistema sempre più farraginoso, complicato, burocratico e così via. E
Gli uomini e donne della sanità sarda si sono persi anche perché nell'atteggiamento politico verso la sanità in Sardegna, molto spesso, troppo spesso si perde di vista qual è il vero scopo. Lo scopo non è di occupare la sanità perché sono un potentissimo bacino elettorale per riconfermarsi alle elezioni successive. Abbiamo la responsabilità di fare tutto il possibile per la sanità, fare le politiche di alto livello e poi affidarle ai dirigenti che devono fare bene il loro lavoro, non devono avere i numeri di telefono dei politici di turno e tantomeno sentire le telefonate dei politici 3 volte al giorno che gli dicono cosa fare. E questo vale a livello dei dirigenti amministrativi e organizzativi, ma è altrettanto ancora di più a livello dei dirigenti medici. È notorio purtroppo, la politica si mette in mezzo anche nella scelta di un primario e a volte i primari molto spesso sono scelti non tanto per la loro capacità, per un merito riconosciuto nella loro professione. Spesso sono scelti invece per vicinanze politiche e questo qui fa sì che non stiamo offrendo il servizio migliore ai pazienti, ma stiamo anche avvelenando il clima nei reparti ospedalieri, perché se chi guida, chi comanda non è riconosciuto come il migliore, come il più autorevole, gli altri non gli verranno dietro e quindi c'è tutto un sistema, tutta una collaborazione, un team che dovrebbe lavorare in perfetta armonia al servizio dei malati che invece non riesce a lavorare in tal modo. Lei la conosce molto bene l'Europa, visto che c'è stato. Secondo lei quali sono i pregi e i limiti di questa Europa, se ne ha, e secondo lei che tipo di Sardegna ci deve essere in Europa? Se deve andare da sola o deve comunque sia fare riferimento all'Italia? Oh, guardi, l'Europa è la nostra sfida, è l'immagine di quello che potremmo essere e che per certi aspetti ancora non siamo. E va ricordato, tutti dobbiamo essere molto consapevoli che le risorse che la Sardegna può investire per la sua scuola, per la formazione professionale, per l'inclusione sociale, per il miglioramento delle infrastrutture che mancano, per le politiche di sviluppo e quindi di superamento del ritardo di sviluppo, tutte quelle risorse vengono di fatto dall'Unione Europea. Vengono dall'Unione Europea i POR, i fondi strutturali europei, e ancora di più ne verranno perché purtroppo negli ultimi anni siamo tornati indietro, ci siamo impoveriti e quindi l'Europa ci supporta con una quantità di fondi che sono cresciuti di quasi il 60% rispetto al periodo precedente. I fondi strutturali europei, ora i fondi del PNRR, sempre dall'Europa, poi i fondi per la transizione giusta, per la transizione dalle energie da fonti fossili alle energie rinnovabili, che per la Sardegna, per il Sulcis più specificatamente, prevedono 360 milioni di euro nei prossimi anni. Quindi la grandissima parte delle risorse europee, delle risorse per il nostro sviluppo, per la nostra crescita, vengono dall'Europa. Quindi diciamo non possiamo dolerci dell'Europa. Casomai non abbiamo bisogno di un'Europa troppo burocratica, noi diciamo spesso, ma voglio dire che il più delle volte non è tanto la burocrazia europea che ci ferma, quanto la cattiva lettura che noi diamo delle norme europee. Per esempio, tante cose in Sardegna sono complicatissime, per esempio se in un'azienda agricola uno vuol fare delle salsicce e venderle a un visitatore, quasi deve attrezzarsi come se dovesse fare un salumificio. Se vuol fare un po' di formaggio deve attrezzarsi come se dovesse fare un caseificio
e lo stesso vale per i dolci o cose di questo genere, ma non è scritto nelle norme europee, tant'è che in altre regioni italiane è tutto molto più semplice, oppure come molti di noi hanno avuto esperienze in altri paesi, in Spagna, è tutto molto più semplice, quindi noi in Sardegna, devo dire, siamo specialisti nel complicare le norme europee e poi addebitare all'Europa le nostre mancanze o le nostre complicazioni. Per quanto riguarda ancora cosa mi aspetterei dall'Europa, che secondo me dovremmo dare maggior sovranità all'Europa. Io penso che l'Europa quanto prima, lo stiamo vedendo anche questi giorni, no? L'Europa non ha voce nella politica estera, non ha voce nella difesa, e quindi siamo ancora impegnati nell'alleanza atlantica senza una vera e propria alleanza europea. Non abbiamo voce appunto nella politica estera e non abbiamo niente da dire su quello che sta succedendo della striscia di Gaza in Israele in questi giorni, o quello che è successo ormai da molti mesi e continua a succedere in Ucraina. Non abbiamo nulla da dire nella politica estera e nelle battaglie di potere economico che si stanno combattendo anche senza sangue o non sempre in maniera cruenta in Africa, ma anche le battaglie economiche poi sono di per sé stesso cruente, perché genereranno sofferenza, disagi, mancanza di libertà, di autonomia in futuro in quelle popolazioni. Io credo che, tornando al focus della sua risposta, no? In Europa, con l'Italia, senza l'Italia, io credo che siamo dentro dei processi moderni che vedono cessioni di sovranità verso l'alto, quindi verso l'Europa, e l'Italia ugualmente deve proseguire in una politica di cessione di sovranità e di possibilità di autogoverno verso il basso. Quindi vedo una Sardegna che si autogoverna sempre di più, che ha spazi di autodeterminazione sempre maggiori, e vedo anche un'Europa che avrà sempre di più la responsabilità, tutta assieme, la responsabilità dei diversi Stati-nazione. Ecco, Presidente, andando verso anche, insomma, a chiudere, ci sarebbero tanti temi di cui trattare ancora, perché solo pensando a quello di cui parlavo ora, chiaramente l'Europa, ma anche il rapporto con l'Italia durante il suo mandato, diciamo, il rapporto con Roma non era stato dei più semplici, si era alzato tanto anche la voce, quindi ci sarebbero tanti temi di cui parlare. Però voglio andare su due punti che secondo me ci accompagnano anche verso la chiusura, e sono due temi che sono rimasti fuori per il momento. Da una parte, e che abbiamo anche, ci tengo a dirlo, immaginato proprio per questo punto dell'intervista, assieme alle ragazze che sono con noi oggi e che fanno parte del nostro progetto. Da una parte c'è la continuità territoriale e dall'altra c'è il problema che viene vissuto dalle università in Sardegna. Sembrano due mondi completamente lontani, ma in realtà in un certo senso sono anche collegati. Quindi noi tutti volevamo capire da una parte quali sono le idee che le sono venute in testa, comunque nella collaborazione, per cui ci sono stati mesi di lavoro, insomma non solo in solitaria, per quanto riguarda la risoluzione della problematica della continuità territoriale per i sardi, e dall'altra qual è l'idea per l'università in Sardegna, perché negli ultimi anni ci sono stati tantissimi problemi su quelli che sono stati sia l'ERSU di Cagliari che l'ERSU di Sassari, e questo secondo noi è il tema principale. Allora, per quanto riguarda la continuità territoriale, le norme europee che regolano la continuità territoriale non sono cambiate negli ultimi anni. Per essere più chiari, per chi ci ascolta, in Europa vince un principio importante che è quello della libertà di mercato, no? Quindi a lasciare il mercato aperto alla competizione, e ci devono essere dei motivi del tutto particolari, straordinari, per derogare a questa libertà di mercato. I motivi straordinari che l'Europa vede sono il diritto alla mobilità delle regioni insulari. Tra questi, appunto, tra alcuni temi, ci sono anche le regioni ultraperiferiche cosiddette, non insulari, penso alle regioni dell'estremo nord, ma le regioni insulari sono quelle che ci riguardano. Il diritto alla mobilità
di chi ci abita, dei residenti, in questo caso dei sardi. Ripeto, queste sono delle norme ormai pacifiche, ben conosciute, e le stesse norme hanno permesso un periodo in cui la continuità territoriale ha funzionato anche abbastanza bene in Sardegna, e poi un periodo in cui invece ha funzionato molto meno bene, e un periodo in cui non ha funzionato affatto, ha iniziato a funzionare solamente per deroghe, eccetera. Quindi che cosa vuol dire? Che le stesse norme e lo stesso rapporto con l'Europa è stato gestito in maniera totalmente diversa. Nel 2004, in quel periodo lì, nel 2008, abbiamo lasciato una continuità territoriale in Sardegna, chi è venuto alle amministrazioni che sono venute dopo, che avevano un prezzo politico per i residenti in Sardegna e avevano un prezzo per i non residenti che era altrettanto ragionevole, conveniente, era 2 volte e mezzo. E cioè se un sardo pagava 50 euro per andare a Milano, un non residente in Sardegna avrebbe pagato 125 euro contro i 400 euro che può capitare di pagare adesso. Quindi un prezzo politico e un prezzo ragionevole. E la continuità territoriale non solo per Roma e Milano, ma per 8 città, pensando soprattutto agli studenti che andavano a Firenze o a Pisa o a Torino, a Venezia, a Napoli, insomma l'Italia è ben più vasta di Roma e Milano, quindi una continuità territoriale per 8 città, con dei prezzi per noi residenti e per anche non i residenti molto ragionevoli, e con un numero di voli adeguato alle nostre necessità, e tutti trovavamo posto in aereo normalmente, no? Ce l'avamo dimenticati della necessità di prenotare con molto anticipo, o anche della possibilità di non trovare posto, o anche di dover rimanere a Roma o a Milano qualche volta perché non riusciamo a rientrare. Poi che cosa si è pensato? Che una grande furbata, in realtà una sciocchezza, e cioè pensare che lo stesso prezzo politico di 50 euro potesse essere applicato non solo ai residenti ma a tutti quanti, per favorire l'industria turistica, per rendere la Sardegna più appetibile ai turisti e più facile da vendere agli albergatori. Se volete anche un desiderio apprezzabile quello di far crescere l'industria turistica, ma con uno strumento totalmente sbagliato. Questo strumento serve per tutelare il diritto alla mobilità, non la competitività del settore turistico. Quindi dall'insistenza nel cercare di applicare quel principio, dall'idea che anziché chiedere il numero di aerei giusti ne potessimo chiedere il triplo, tanto non costavano nulla, eccetera, si è compromesso il rapporto con l'Europa. Abbiamo perso anni e anni e anni, moltissimi anni, continuando a dire ma io sbatto i pugni sul tavolo in Europa e quindi convincerò che ci serve la tariffa unica. Abbiamo giocato questa prepotenza, diciamo, questa scarsissima comprensione delle politiche europee, l'abbiamo giocata sulla pelle dei sardi, e vorrei anche dire di chi viene a visitare la Sardegna, che qualche volta è costretto a pagare cifre enormi, e l'abbiamo giocata anche sulla pelle magari di tanti ragazzi sardi, delle loro famiglie che studiano o lavorano fuori, oppure si sono trattenuti fuori e per qualche motivo hanno cambiato la residenza e quindi finiscono per doversi adattare a comprare biglietti a tariffe eccessive. Oppure ci siamo trovati a sostituire un diritto dei voli regolari e quindi prevedibili a un prezzo ben fissato con una opportunità dei voli low cost che oggi ci sono, domani non ci sono. Se ti prenoti per tempo il prezzo è bassissimo, ma se te ne dimentichi non lo puoi più utilizzare. L'ultimo punto, l'università, la scuola. Io vado dicendo da molto tempo, ma perché lo dice l'Europa? L'Europa è perché, non perché lo dica l'Europa come istituzione, perché è nella consapevolezza generale
del pensiero moderno, del mondo di oggi, che il motore dell'economia oggi e del vivere contemporaneo sta nella conoscenza, sta nel sapere, sta nell'istruzione, nella padronanza delle tecnologie, delle lingue, della creatività, della cultura, di una cultura umanistica, letteraria, qualunque tipo di cultura, ma della cultura, del sapere. Questo è il motore appunto della cittadinanza di oggi, del lavoro buono e ben pagato, ed è il motore appunto della nascita delle imprese e della crescita di una società. Quindi la vera infrastruttura della Sardegna che io sognerei per domani, per il futuro, è certamente una linea ferroviaria più efficiente, anche una strada migliorata, eccetera, ma la infrastruttura più importante che dobbiamo costruire nei prossimi anni, ma fin da subito, per i prossimi decenni, è l'infrastruttura del sapere diffuso. Fare in modo che le prossime generazioni dei sardi abbiano un livello di istruzione, di sapere totalmente diverso da quello attuale, più vicino a quello dei paesi dell'Europa del Nord, dell'Europa più sviluppata. Non è che vanno più a scuola perché sono più sviluppati. Si sono più sviluppati, è esattamente l'inverso, capito? Si sono più sviluppati anche perché hanno un livello di sapere, di istruzione, di competenze, anche della gestione di impresa superiore alla nostra. Quindi se c'è un investimento che la Sardegna deve fare, e lo dico con totale convinzione, è investire nell'istruire i giovani, dalle scuole materne alle scuole elementari, medie, fare in modo di non lasciare indietro nessuno, non perderne per strada nessuno, fare in modo che non solo che si raggiunga il diploma, ma anche che la qualità dell'apprendimento sia una qualità importante, paragonabile con quella delle altre regioni europee. Noi troppo spesso abbiamo, secondo i test OCSE Pisa, i test Invalsi, della qualità di apprendimento troppo bassa. E poi dobbiamo fare in modo, l'Europa dice che ha come obiettivo che almeno il 50% dei giovani si laurino. Dove siamo noi in Sardegna? Siamo molto indietro, siamo enormemente indietro. Per fare questo cosa dobbiamo fare? Investire enormemente di più nel diritto allo studio, fare in modo che chiunque chieda una borsa di studio e ne abbia diritto, se la veda assegnata, e non abbiamo liste di, diciamo, graduatorie di persone che avrebbero diritto, entrano in graduatoria ma poi di fatto non hanno la borsa. Noi dovremmo addirittura allargare le maglie della graduatoria, dobbiamo proprio fare in modo che nessuna famiglia possa dire non lo sto facendo perché non ho la possibilità di farlo. La Regione ha il compito di accompagnare ogni famiglia nella consapevolezza che l'istruzione è l'investimento più importante che può fare la singola famiglia, ma è anche l'investimento che può fare la Regione come singola società sarda, e quindi accompagnare ogni famiglia con borse di studio, borse di merito come abbiamo fatto nel passato, con il trasporto gratuito, le borse per l'affitto casa degli studenti sia in Sardegna che fuori dalla Sardegna. Insomma, le politiche possono essere tante, le più disparate, compreso le politiche nei posti letto, soprattutto in un tempo in cui i B&B vanno in competizione contro gli affitti con gli studenti, no? Non è un caso che qualche mese fa si è aperto con enorme ritardo un campus universitario, chiamiamolo così, anche se non è un campus, ma un campus universitario a cui prima pietra si è messa in quegli anni. In quegli anni sono stati aperti nuovi studentati a Sassari e c'è bisogno ancora di molti studentati e molti posti letto disponibili, resi disponibili per gli studenti sia a Cagliari che a Sassari.
E c'è un bisogno, devo dire, anche in una Sardegna che vuole crescere tutta assieme, di portare anche più vicine alle altre città sarde i corsi di laurea. Sta dando buona prova di sé il corso di laurea in economia del turismo a Olbia, ci sono dei corsi di laurea che stanno andando bene ad Oristano, ad esempio è stato aperto a Oristano il primo corso di laurea in enologia in Sardegna, in un momento così importante di sviluppo dell'industria enologica, o i corsi di laurea in pubblica amministrazione tenuti a Nuoro. Quindi è un percorso che dobbiamo ancora fare. Qualcuno di voi ricorderà non solo l'impegno in borse di studio, in assegni di merito per l'università, ma anche le borse Master and Back, sì, per i master o i percorsi di dottorato all'estero. Fu un investimento epocale, poi qualcuno dice ma non tutti sono ritornati, anzi molti sono rimasti. Intanto molti sardi hanno avuto la possibilità veramente di accedere a livelli di studio altissimi e non tutti ce l'avrebbero fatta. E quando sono rimasti all'estero non più con la valigia di cartone, ma sono rimasti all'estero nel fare occupazioni importanti, ben retribuite, di grandissima soddisfazione, e non è detto che non rientrino, portando non solamente il sapere appreso all'università, nei corsi di specializzazione, ma anche sapere ulteriore appreso nelle imprese o nelle organizzazioni in cui hanno speso parte della loro vita lavorativa. Allora Presidente, noi abbiamo concluso, le chiedo un'unica cosa, lei ha una dialettica, mi rendo conto, enorme, le chiedo uno sforzo enorme di riassumermi in 30 secondi la domanda che le sto per fare, perché domani... Era un modo gentile per dirmi che sono troppo logoroso. No. Era così, però è stato gentile. No, è una qualità adesso. Nel senso, volevo chiederle come lei vede la Sardegna nei prossimi 5 anni, nel caso in cui lei riuscisse a diventare presidente, quali sono secondo lei, come potrebbe arrivare la Sardegna a termini di questo percorso? Poi lo taglio, lo edito, però le chiedo, si prende il tempo che vuole anche per cercare di trovare sintesi. Innanzitutto la politica ha i tempi lunghi e quindi non la dobbiamo misurare nemmeno nello sguardo di una sola generazione. Dobbiamo avere la pazienza di dedicare a dei percorsi di trasformazione politica un tempo sufficientemente lungo. Mi accontenterei nei prossimi 5 anni di riportare la Sardegna nella strada giusta, una strada che adesso ha perso perché è sotto gli occhi di tutti che sia confusa, senza un'idea, senza una visione e addirittura con una pubblica amministrazione bloccata. Quindi che cosa vorrei fare? Innanzitutto è ora di riprendere il confronto con lo Stato. Lei dice che nel passato l'abbiamo avuto, certamente abbiamo riscritto l'articolo 8 dello Statuto che ha ristabilito la compartecipazione alle entrate fiscali della nostra regione, ha garantito le entrate fiscali per la nostra regione, ma c'è da riscrivere l'intero statuto e rinegoziarlo tutto, fare in modo che in Sardegna possiamo avere responsabilità ad esempio sulle energie rinnovabili, sulla continuità territoriale, sulla gestione dei beni culturali, sono diversi temi che servono anche una ulteriore responsabilità ad esempio nella gestione dell'istruzione, quindi sono diversi i temi che devono essere oggetto di un nuovo confronto con lo Stato per fare in modo di avere tutte le leve in mano necessarie per affrontare un periodo di trasformazione, di cambiamento importante della Regione Sardegna. Migliorare il rapporto con lo Stato, quindi, ma migliorare anche il funzionamento della nostra organizzazione regionale, della nostra pubblica amministrazione regionale, sia in regione e nel rapporto tra le regioni e i comuni. Noi abbiamo delle regole e un'organizzazione della regione che è degli anni 70 ed è normale che dopo 50 anni ormai sia vetusta, sia superata e quindi abbia fatto sì che la regione proprio non è più capace di produrre decisioni, non è più capace di produrre provvedimenti, è tutto, ogni cosa è così in ritardo.
vorrei fare in 5 anni, questo sì, completare la trasformazione digitale della regione. La regione oggi ha i siti internet che abbiamo lasciato nel 2008. Ora, voi siete maestri, è cambiato tutto, no? in 15 anni, nelle tecnologie del web, nell'utilizzo degli smartphone. Voglio solo ricordare ai più giovani che lo smartphone è comparso nel 2007, mi pare, no? Quindi noi abbiamo lasciato la regione quando non c'erano gli smartphone e c'è ancora i siti internet di allora, e naturalmente non accessibili come dovrebbero essere con gli smartphone, che poi è il modo più usato oggi per la nostra vita digitale, per la nostra vita online. Vorrei reindirizzare la Sardegna verso un'attenzione nuova all'ambiente, alla tutela dei valori ambientali e naturali. E, come ho detto, vorrei lavorare in maniera particolare su 2 grandi infrastrutture. Una l'abbiamo già citata ed è l'infrastruttura dell'istruzione. Su quello vorrei lavorare, mettere l'istruzione al centro, l'investimento nel capitale umano, nell'investimento nei giovani. La Sardegna nel passato investiva dando contributi a fondo perduto a degli imprenditori che poi, soprattutto che venivano da fuori, che abbiamo detto hanno lasciato pochissimo. Credo che non sia più ora dei contributi a fondo perduto per imprese che non nasceranno mai, ma sia l'ora dei contributi per l'istruzione, per il sapere dei giovani, che loro sì faranno nascere le imprese del futuro, le faranno anche nascere piccole ma capaci di svilupparsi. L'altra grande infrastruttura di cui abbiamo bisogno è un'infrastruttura di regole, leggi. Negli ultimi 5 anni non abbiamo fatto una legge, quasi una riforma di un qualche valore. Non si governa senza un buon apparato normativo, e oggi alla regione manca un'infrastruttura di regole chiare, condivise, che possono essere al centro della nostra vita pubblica. Perfetto, grazie Presidente.